la normativa parlava e parla chiaro. Fintanto che non ci sarà un cambio di direzione si dovrà attenersi tutti alla normativa. Da un lato il caso della famiglia trevigiana che ha presentato denuncia contro ignoti perché nella scuola materna della figlia immunodepressa dopo un trapianto 2 bambini non vaccinati che l'istituto non ha allontanato hanno rischiato di trasmetterle la varicella. Dall'altro la dura presa di posizione dei presidi italiani che in mancanza di una nuova legge si tutelano osservando le restrizioni della Lorenzin. Ed è lo stesso consiglio che la FISM, la Federazione delle Scuole Materne Cattoliche, dà ai propri associati. Noi abbiamo sempre consigliato ai gestori, a noi associati, alla Federazione Italiana delle Scuole Materne, di attenersi alle indicazioni che venivano date. Erano indicazioni assolutamente stringenti, non è che in questi mesi, in quest'anno, ci fossero molti margini per uscire, diciamo, dal perimetro normativo e legale. Ci si doveva attenere a quello che prevedeva e che prevede la normativa. Se la normativa verrà cambiata alla volta di settembre, allora con appunto le nuove indicazioni daremo di nuovo indicazioni ai gestori di comportarsi diversamente o chiedere documentazione o altro o avere di fronte delle scadenze in capo alle famiglie diverse. Per il momento non è così, quindi chiediamo di fare attenzione a tutti i gestori. La tutela della salute prevale sull'aspetto didattico ed educativo, aggiunge il presidente FISM. Soprattutto quelli che, essendo in difficoltà perché magari non possono essere vaccinati perché immunodepressi o altro, bisogna assolutamente fare in modo di tutelare in primis loro, ma soprattutto tutta la comunità che viene accolta. Quindi atteniamoci alle regole.